Sì, sono stati voglio parlare con te. O posso uscire tu. Ti cerchi scusa ancora, si sono se insegniamo a cercare e a far credere nei sogni i nostri figli. Insegniamo a parlare parole di fede, di speranza, di amore, che possano far capire loro che la nostra sofferenza contro le battaglie fatte quotidianamente è la parte migliore del loro futuro. Facciamoli guardare oltre il mare, perché c'è sempre un orizzonte pronto a risanare le ferite. Mettiamo nel loro cuore le frasi più belle da dire per accompagnarli nel cammino della nostra vita. Si può fare tutto in una notte. In un sogno, se in un sogno ricordi la passione, poi la stringi come un amuleto più forte al mondo. Io ho giocato con la mia passione, ho giocato con la musica, con gli strumenti, come se fosse casa mia, perché è casa mia che mi sento qua, quando sono con voi. Ed è quello che insegnerò ai miei figli: un amore per qualcuno, un amore per qualcosa, qualcosa di bello, e credere nei sogni, perché i sogni si possono avverare. Ringrazio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per aver creduto in prima persona a questo progetto. Grazie a tutta l'amministrazione del comune di Napoli e ad ogni ufficio di riferimento. Grazie a Leone Produzioni che cura ogni mio spettacolo, a mia moglie Melania, li vorrei tutto sul palco, che mi segue in ogni mio gesto e riesce a realizzare tutto questo. Grazie ai miei figli, perché sono i miei due eroi, al manager Ciro Zambello. Grazie al Teatro Troisi e a Pino Oliva, voglio mia moglie e Pino Oliva qua sul palco, perché ha creduto anche lui a questo mio sogno. Glielo devo, glielo dimostrerò. Grazie a Vera Agency. Grazie al mio ufficio stampa Renato Rizzardi, grazie all'altro service di Luigi Monteforte. Grazie a Roberto Rosu, grazie alla Fonica di Sala, grazie a Espedito Barrucci, a Mirko Ruggero, a Nino Pomidoro, all'Esegueggia, grazie a Manuela Solano. Grazie ad Antonio Flamino, ai fotografi Giro e Gianni Guardasole, alle coreografie di Donato e Teresa del Dito nell'Occhio. Grazie Napoli!